Va ora in onda Incontro con, diretto da Carmen Morandin. Buongiorno a tutti dagli studi di Radio Conegliano Veneto Globe. Carmen Morandin vi augura una buona giornata. Oggi ho il piacere di avere qui con me il signor Gianantonio Arancio, maestro di karate della ASD Karate Arancio. Buongiorno signor Arancio. Lei dove insegna karate? A Conegliano, presso la palestra Pascoli, delle scuole elementari Pascoli, una piccola palestrina, e quindi ci adattiamo momentaneamente sperando che l'amministrazione ci dia qualcosa di più consono. Lei insegna sia adulti che a piccoli o che ai bimbi? Sì, principalmente però a bimbi e bambini e a ragazzetti. Ho capito. E da quanti anni si possono iscrivere a karate? 4 anni e mezzo, 5. Ah, così presto? Sì, molto presto. Cioè, ormai è tutto in fase di evoluzione, quindi anche il bambino recepisce prima, che una volta, insomma, 30 anni fa questo non era possibile, adesso invece i tempi corrono. I tempi corrono. E a quanti bimbi insegna? Ma una ventina circa, dai 4 anni e mezzo ai 12 anni, 13 anni. E voi fate anche gare, anche con i bimbi? Avete... Sì, la nostra federazione, che è la FIC, prevede delle gare sono preagonisti, sono delle gare dove bambini dai 6 anni possono cimentarsi nella prova di kumite, che è il combattimento, oppure kata, che è la forma, lo stile di provenienza del karate. Però sì, con accorgimenti chiaramente, con caschetto, protezioni, caschetto, corpetto, protezioni, e i colpi non arrivano a segno. Chiaramente è sempre uno sport, come nel calcio o in altri sport, il contatto, qualche piccolo contatto c'è sempre, però sempre molto controllato e molto visionato dagli arbitri, arbitri peraltro competenti. Insomma, sì, esatto. immagino. E per il futuro avete qualche cosa, qualche evento in programma, qualcosa? Sì, imminente abbiamo una gara a Lecco, che è un Grand Prix nazionale, dove ha partecipato anche l'anno scorso un atleta. Stiamo organizzando con la federazione, con la FIC e il comitato regionale, i campionati italiani presso lo Zappa Arena e il secondo trofeo Città di Conegliano a livello nazionale. Perché questo? Perché i campionati italiani fanno l'elite, cioè cinture marrone e nere, e quindi bisogna dare spazio anche ai meno esperti. E quindi abbiamo deciso, hanno deciso di fare anche questo passaggio di mini atleti. Di mini atleti, chiamiamoli così. L'importante è che esca una festa dello sport, del karate. In primis questo, la festa del karate. Sì, ma poi per questi bimbi è anche importante perché così si abituano a prendersi un impegno, la gara diventa anche per loro... Sì, certo, questo diventa, però non devono essere esasperati, no? Devono vivere il preagonismo come un gioco tra virgolette, come un impegno a coronamento di quello che fanno e che riescono a fare in palestra, quindi senza obiettivi e senza tante pretese. È chiaro che c'è sempre un vincitore. Sì, però lo sport è pur sempre, secondo me, un ottimo insegnamento di responsabilità per i bimbi, perché devono anche raggiungere, per quanto piccoli, dei risultati. Sì. Ho sentito che voi fate anche delle vacanze estive, dei ritiri, non so come richiamarli. Sì, l'anno scorso abbiamo avuto l'esperienza di un camp vicino Sappada, e siamo con altre 4-5 palestre
e avevamo un numero abbastanza importante per la nostra realtà, chiaramente, un'ottantina di presenze. Fatalità, ci troviamo proprio questa sera per discutere anche per il 2016 di questa opportunità, sempre in quel luogo fantastico che è a Forni a Voltri, dove i bambini possono fare di tutto e di più. Sì, come si svolge questo campus? Cosa fanno durante il giorno? Presumo non facciano solo allenamenti di karate. No, facciamo c'è il classico colazione, perché abbiamo degli orari da rispettare, perché l'anno scorso avevamo 900, c'erano 900 ospiti. Accidenti, Quindi, tutti bimbi? no, c'erano anche di varie, adulti? sì, adulti di varie fasce d'età. E comunque, sì, è tutto scaglionato per poter dare la possibilità a tutti quanti a rotazione di fare colazione, pranzo, cena, e quindi anche lì ci sono delle regole da rispettare, regole che sì, sono importantissime. Poi la giornata si svolge con 2 ore di allenamento con i vari maestri, quindi divisi in fasce d'età. Poi a seguito avevamo dei ragazzi che stavano attenti a questi ragazzini un po' più piccoli, un po' più birbanti, e quindi organizzavano giochi, si andava in piscina, passeggiate, quantunque, insomma, proprio per... Quindi possono fare tanti altri sport, certo, e passano la giornata così. Sono esatto. ovviamente da soli, senza i genitori, i bimbi. Ma ci sono anche, a seguito c'erano anche dei genitori, però insomma sono in buona mano, penso, perché se i genitori ce li affidano, quindi penso che si fidano anche di chi sicuramente è è bello in quel momento. che si abituino anche ad essere da soli, così, perché hanno pur sempre il riferimento il loro maestro, in questo caso lei, Sì. per quelli suoi, e quindi è bello che si abituino anche da soli, insomma. Poi c'è una convivenza comune, quindi nuove amicizie, e quindi fantastico. Sì. È stata una bella esperienza che la riproponiamo. Fatto di Quindi piccoli adesso quando la sondaggi. fate? A luglio. A luglio? Sì, No, benissimo. a luglio. E in precedenza a che eventi agonistici importanti l'anno con i s- bimbi avete partecipato? L'anno scorso, sempre col comitato, abbiamo organizzato sempre lo Zoo Passarena, la seconda nostra gara, perché la prima l'avevamo fatta a Susegana. Mio figlio e dopo un altro atleta, che si è anche classificato bene come prima gara, non è male, è arrivato secondo. E poi nell'enfasi di questa gara abbiamo anche organizzato allo Zoo Passarena il primo trofeo Città di Conegliano, abbinato alla prima tappa del campionato regionale, perché il campionato regionale Veneto, avendo molti iscritti, la dobbiamo dividere in tre tappe. E abbiamo avuto un'utenza molto importante, 720 atleti, di cui 400 bambini, e una visione di visitatori attorno ai 2500, provenienti anche da altre regioni, anche dalla Slovenia. Sì. E dopo abbiamo organizzato, dopo abbiamo partecipato a Velletri con Nicolò, mio figlio, a Velletri una gara nazionale, Lecco una gara nazionale, un Grand Prix. Abbiamo chiuso la stagione con il campionato nazionale a Roseto degli Abruzzi, che si è classificato terzo nella sua categoria, nel comité, e quindi la chiusura dell'anno è stato con i mondiali a Maribor, no? dove ha sfiorato il podio, però serve da esperienza, ha vissuto con la nazionale, quindi sono belle esperienze. Ascolti, ma se un bimbo vuole iscriversi a karate o kumite, mi ha detto? No, karate dopo si divide in kumite, kumite il combattimento Lei ha capito la mia ignoranza in materia. È karate sportivo. Quante ore si deve allenare a settimana? Io faccio 2 orette, 2 ore a settimana, 2 ore e mezza, non di più. Divise in più giorni? Divisi in 2 giorni alla settimana, possibilmente alternato. Per esempio io faccio il martedì e il giovedì, e poi di un'oretta, 1 ora e 10, dove facciamo un po' di tutto e giochiamo anche. Ma
E per la famiglia che volesse affrontare, questa spesa, diciamo, e iscrivere il bimbo a karate, che tipo di costi deve affrontare? Inizialmente c'è l'iscrizione lo quota mensile e dopo un karategi, quindi la spesa si aggira attorno agli 80 euro, 80-90 euro. 80-90 euro iniziale, e poi un 35 euro a mese per tutti, insomma. Poi ci sono gli sconti se ci sono i fratelli, quindi chiaramente. E per venire presso la sua società, dove si possono iscrivere i bimbi? In palestra. In palestra, quindi la palestra? Sì. La palestra presso le scuole Pascoli. E quindi Voi quando siete là, in che orari? Martedì e giovedì dalle 16:30 alle 20. Chiaramente sono una fascia d'orario da permettere ai bambini che chi fa il pomeriggio esce a tempo di fare un po' di merenda, e poi finisce alle 6, 6:15, arriva a casa, finisce quello che deve fare, gli permette insomma di avere un pomeriggio tranquillo e andare a letto anche prestino per il giorno dopo per la scuola. Ma le iscrizioni sono già chiuse o si possono iscrivere? Si possono sempre iscrivere, sì. Ho capito, quindi aperto, diciamo, sempre è continuo. Certo. Vuole dare magari un recapito telefonico? Sì, do il mio recapito, un 348 78 14 989, oppure una mail, asdkaratearancio@gmail.com. Benissimo, che così uno può mettersi in contatto con lei e se ha delle no, domande, altre domande magari. In Facebook, c'è anche in Facebook. C'è anche in Facebook, sì. Benissimo. Io avrei anche terminato con le mie domande, non so se lei vuole parlare di qualcosa che abbiamo tralasciato. Niente, ci sarebbe molto da parlarne, sì, però non mi però sembra noi abbiamo il nostro tempo limitato. Sì, non mi sembra, esatto, abbiamo molto ristretti tempi. Niente, volevo solo fare un ringraziamento da parte mia e della nostra federazione nei confronti dell'amministrazione di Conegliano per l'evento che stiamo facendo e anche la regione, perché abbiamo ottenuto il patrocinio dalla regione. Benissimo. Ok, signora Arancio, io a sto punto la saluto i nostri telespettatori e nuovamente Carmen Morandin vi riauguro una buona giornata. Saluti a lei, Grazie, signora Arancio. Arrivederci. Avete ascoltato Incontro con un'esclusiva Veneto Globe e RC Radio.